Eccoci, buonasera a tutti gli amici da casa, Lombardia TV, canale 99 per la Lombardia, ma anche a tutte le altre frequenze che si dipanano in altre regioni come la Liguria, il Piemonte, il Veneto, l'Emilia Romagna, il Lazio. Non dico le frequenze, andate a cercare ovviamente nei nostri social. Che calcio che fa, un piccolo format che abbraccia TV, radio e il web, e ovviamente rientra, si cala diciamo nella sua realtà settimanale qui a Lombardia TV con gli ospiti che passano di settimana in settimana. E quindi ho il piacere di annunciare due ospiti che sono due artisti. Uno è l'artista della carta stampata, della penna anche un po' graffiante, e l'altro invece è un artista a tutto tondo da un punto di vista invece grafico e vignettistico. Quindi ho il piacere di salutare ovviamente il direttore Giancarlo Padovan. Ciao Fulvio, buonasera a tutti. Eccoci, e poi dall'altra parte invece l'altro interlocutore di questa piccola diatriba di natura calcistica, no? Questa contrapposizione che poi magari sarete d'accordo su tanti argomenti, è vignettista, posso dirti vignettista, umorista, artista, sì, Michelangelo Manente. Ciao a tutti, buonasera, ciao, Ecco, grazie Fulvio. Sei già in buona compagnia, perché io vedo già quindi Orei da una parte e il Pibe di Oro dall'altra. Dei chirichetti di lusso oggi. Ecco, allora che diamo inizio allora alla messa a questo punto qua. Va bene, allora Giancarlo Padovan, insomma, non devo dire tutto il curriculum, direi proprio di no, però comunque direttore a Tutto Sport. Prima firma dello sport e del calcio al Corriere della Sera, poi altre situazioni molto molto interessanti che riguardano la TV nel tempo. Insomma è una lunga diciamo militanza, dico lunga però perché nel senso che ha iniziato molto molto presto, dal mattino di Padova, giusto? Sì, sì. No, ma anche perché sono molto vecchio effettivamente. Sì, no, ho iniziato presto, ma il tempo è passato. Ma io non volevo arrivare a quello perché io ho un anno più di te, e quindi questa è la cosa peggiore, no? Quindi per questo non volevo dirlo. Va bene, allora iniziamo innanzitutto col dire che Giancarlo Padovan ha scritto nel 2019, giusto, è stato editato nel 2019, Storia razionaria del calcio. Eccolo qua, questo libro, I cambiamenti della società vissuti attraverso il mondo del pallone, Marsilio editore, con quattro mani, scritto a quattro mani con altro grandissimo giornalista Massimo Fini, ed è praticamente un'unione un po' particolare anche da un certo punto di vista di due grandi firme del giornalismo, uno un po' più diciamo politico-sociale e l'altro invece come Giancarlo Padovan più legato chiaramente allo sport e al calcio, ed è stata un po' una sorpresa perché poi in realtà sono due percorsi paralleli su alcuni temi. Se si legge appunto, ovviamente spero che lo farete presto, leggere il libro Storia razionale del calcio, attraverso dei temi che poi in realtà sono uno spunto per parlare d'altro, un po' come che calcio che fa, parliamo di calcio ma poi alla fine parliamo anche d'altro. È vero questo? Sì, è vero, e sono anche degli spunti o delle posizioni contrapposte, nel senso che Massimo ha una sua visione, non dico catastrofista, ma insomma certamente negativa di come è il calcio adesso e nostalgica di come era prima. Non necessariamente che quello di prima fosse migliore di quello di adesso, ma era sicuramente molto diverso e affondava le radici sociali su tutt'altre basi. Io ho delle posizioni che a volte coincidono con le sue e a volte divergono. I capitoli sono perciò simmetrici ma dialettici, divergenti. Per esempio sulla VAR io ho una posizione favorevole, tendenzialmente favorevole, perché comunque rivedere un'azione oggettivamente allo schermo dovrebbe portare a diminuire gli errori, e gli errori sono diminuiti. Naturalmente abbiamo scoperto che non li azzera, anzi qualche volta li aumenta e crea dubbi. Li aumenta perché ci sono delle interpretazioni che sono veramente particolari, per non dire grottesche. Detto questo, il libro è fatto da un grande scrittore che è lui, e da un giornalista come me, e merita di essere letto perché il suo girovagare per tempi e per modi è molto più profondo,
del mio, e perché poi Massimo Fini tratta della società e tratta della politica anche attraverso il calcio, quindi insomma è un libro bello e completo, ripeto, soprattutto perché c'era lui. E è vero, come hai detto tu Fulvio, che si parla di calcio, ma non è un libro sul calcio. Non è un libro sul calcio, cioè è sul calcio, però alla fine sborda su atteggiamenti, anche quando parli per esempio di Herrera, e Sì. parli quindi della persona in sé, non dell'allenatore, anche se tu lo consideri un allenatore, diciamo, capostipite, no? Quello che cambia automaticamente, passa dall'allenatore tradizionale che era un assemblatore a quello che invece è un motivatore, un giusto? motivatore, ma anche un preparatore, Un preparatore perché anche la preparazione atletica arriva con lui. Quindi sì, è un libro così, è un libro quindi particolare. Il titolo può essere fuorviante perché certamente reazionario è reazionaria la posizione di Massimo, certamente, però si riteneva che anche dal punto di vista del marketing ci fosse una maggiore fosse una parola che attraeva. Qui ha dovuto cedere forse lui, sì, no? Ha dovuto cedere da questo punto di vista, perché poi avete due personalità, secondo me sono due personalità anche complicate da un certo punto di vista, però tu hai una maggiore linearità, mi permetto di dire, essere più tranquillo, più posizionato su dei canoni, anche per esempio il fatto di essere allenatore, quindi vedere il calcio da un altro punto di vista. Lui invece è più passionale, ma soprattutto va contro, deve essere un anticonformista sempre e comunque, no? E quindi però anche... per dire come Massimo, lui è un anticonformista che aveva una rubrica famosissima sull'Europeo che si chiamava Il Conformista, e invece lui è il massimo dell'anticonformismo. Dell'anticonformismo, vabbè, insomma, la contraddizione. Insomma, Storia razionale del calcio è un libro molto godibile, quindi mi raccomando, acquistatelo e leggetelo, soprattutto perché è una cosa molto carina e divertente, anche perché poi, parlando sempre di libri di calcio, ne stiamo trattando tantissimi, non è facile riuscire ogni volta a scrivere un libro che non sia una biografia di un calciatore oppure una serie di biografie di personaggi storici del calcio, quindi riuscire a dare un taglio invece di natura sociale è una cosa, non dico che sia proprio filosofia allo stato puro, però insomma si parte dal calcio per arrivare ad altro. Va bene, allora noi abbiamo fatto questo preambolo doverosissimo e piacevolissimo. Una cosa che dobbiamo fare invece doverosissimo e piacevolissimo, perché calcio che fa, l'ho fatto già in radio, è la prossima slide. Ecco, questo qua che si attacca anche in qualche modo alla logica del valore, della memoria e quindi anche del libro che abbiamo appena considerato, Pietro Anastasi. Il valore della memoria vuol dire che praticamente bisogna anche pensare a giocatori che possono aver dato qualcosa alla nostra causa comune, no? In qualche modo, poi stiamo parlando di calcio, però la cosa più bella è quella di legarsi a dei miti e a delle emozioni che indubbiamente ci hanno lasciato il segno. E quindi si innesta anche la polemica del fatto che per esempio non è stato, diciamo, sancito questo minuto di raccoglimento durante le partite, che è una cosa veramente incredibile. Mi sposto dalla parte, diciamo, dell'ospite, quindi dall'altra parte Michelangelo, che quindi lui è più scanzonato, una visione più scanzonata. Cosa invece puoi dire riguardo a questo? A questa situazione che è rimasta stoppata, è stata fatta parzialmente, diciamo. No, assolutamente. Io non l'ho trovata, ovviamente, come penso buona parte degli amanti del calcio, non l'ho trovata una scelta sacrosanta. Qualche squadra ha indossato la fascia al braccio, ma è stata una gestione, come dire, autonoma di questa cosa qua. Invece la federazione non ha, come dire, omaggiato con un semplice minuto di silenzio la morte di Anastasi, che io ovviamente non l'ho vissuto dal punto di vista calcistico, essendo un pochino più giovane, ma credo ho sentito pareri di persone, di amanti dello sport, tifosi della Juve e non, ha giocato anche nell'Inter e da altre parti. È stato l'artefice della finale, per esempio, già quello dell'unico europeo che è stato vinto dall'Italia, quindi già questo a livello proprio istituzionale avrebbe dovuto dare... Assolutamente, poi è stato anche, come dire, un protagonista della partita del secolo, che è quella dell'Italia-Germania 4-3, quindi voglio dire è un'icona del nostro calcio. No, purtroppo non è stato protagonista. No, non era? No, perché lui
A quel mondiale avrebbe dovuto partecipare, ma un infortunio, Ma vedi, ho detto una cavolata. No, non è una cavolata, perché effettivamente era dentro nei 22, quindi era convocato. Però poco prima della partenza si sentì male e vennero convocati altri 2 giocatori, tra cui Boninsegna. C'era Lodetti, però ce n'era uno in più a quel punto, perché ne avevano convocati 2 al posto di 1, e perché le convocazioni erano state fatte un po' così. Ci fu da decidere chi mandare a casa dal Messico. Si era fatto male lui, Anastasi, non so se c'era stata una specie di scherzo, una cosa, e lui era infortunato. Quindi si è infortunato alla vigilia e allora hanno mandato a casa Lodetti, che faceva già parte, e hanno convocato Boninsegna perché per ruolo hanno inserito Boninsegna, che è stato poi un protagonista. Il protagonista. Certo, sì, è vero, ho fatto confusione però con Boninsegna. non ci sarebbe stato Boninsegna se non ci fosse stato sarebbe stato magari un altro, magari Riva avrebbe segnato 10 reti, che ne so. Non lo sappiamo, però vabbè, questo per dire che ci sei andato vicino. Erano gli anni di Anastasi comunque. L'ho confuso con l'europeo, giustamente, scusa, chiedo scusa umilmente. No, va bene. Mi sembra giusto. Va bene, allora abbiamo parlato del calcio dell'epoca, ci caliamo un attimo sul calcio attuale, quindi vediamo un attimo la classifica, iniziamo un po' a smuovere gli argomenti, quindi la Juventus che prende 4 punti di vantaggio sull'Inter, Lazio e la Roma, le romane che inseguono, poi abbiamo l'Atalanta e il Cagliari che appunto l'Atalanta ha perso in casa contro la Spal, quindi una battuta d'arresto notevolissima, il Parma che sta facendo un bel campionato, il Milan che sta risalendo, il Torino interlocutore, il Verona un campionato che non ci aspettavamo, il Napoli non ci aspettavamo indubbiamente questa posizione, Bologna e Fiorentina 2 deluse, l'Udinese che è interlocutore come posizione, Sassuolo che galleggia, non riesce a fare i campionati come ha fatto i campionati scorsi, il Sampdoria che stia uscendo leggermente dal guano, il Lecce che ha fatto un punto con l'Inter, e poi ci sono le 3 candidate che sembrano quelle più candidate ad andare giù per un insieme di cose, anche se la Spal è andata a battere l'Atalanta, quindi Spal, Brescia e Genoa chiudono il novero delle pericolanti. Poi abbiamo invece il prossimo turno che è il 21esimo turno, qua abbiamo una divisione secondo il mio modo di vedere, diciamo, delle partite più importanti. Breriana, direi. Come? Breriana, perché Brera, con il quale ho avuto l'onore di lavorare, divideva, cioè faceva il computo dei punti, cioè metteva i punti dell'una e dell'altra in contrapposizione, e la partita che dava più punti era quella più importante. giusto, Questo non è il mio criterio, perché non posso accostarmi a questo totem assolutamente, ma è il fatto che mi sembra che Roma-Lazio possa indicare qualcosa comunque per la terza e la quarta posizione. Napoli-Juventus potrebbe essere una partita in realtà un po' spartiacque, la Juventus può incontrare un Napoli un po' più performante, chi lo sa. Poi abbiamo Inter-Cagliari, Torino-Atalanta che sono più o meno nella stessa fascia, un Brescia-Milan che diventa interessante perché il Brescia in casa comunque ha dato dei segni di risveglio, il Milan ovviamente nelle ultime 4 partite, 3 partite che sono decenti da un punto di vista, diciamo, di aspettative, un Verona-Lecce, un Spal-Bologna e un Fiorentina-Genoa, dove la Fiorentina, il Bologna e il Verona sono squadre che hanno superato i 20 punti e incontrano 3 pericolanti, e poi le ultime che sono in grigio perché in teoria dovrebbero essere partite abbastanza anonime, un Parma-Udinese e un Sampdoria-Sassuolo. Non me ne voglio ovviamente i tifosi di queste squadre, è solo quasi un po' un gioco da questo punto di vista. Di queste partite io domando sempre ai nostri ospiti quale andreste a vedere al di là di una squadra di calcio di appartenenza. Io so che il Vicenza non è rappresentato, però è rappresentato il Milan. Però in testa alla classifica, girone B della Serie C. Bene. Quindi, insomma, sono abbastanza contento. Bene. E andrei a vedere il derby di Roma. Andrei a vedere il derby di Roma perché sono curioso di vedere fino a che punto arriva la Lazio, se sia davvero una contendente di Inter, per me nonostante i 4 punti di distacco, favorita per lo scudetto, e Juventus. Questo, scusami, è un'iniezione di fiducia nei confronti di amici interisti che subito hanno detto già, è finita, basta. L'interista è un po' così. È un po' così. Ma forse non è mai iniziata, forse sta cosa. Perché 4 punti non sono assolutamente niente. La Juventus abbiamo visto che va a Napoli, il Napoli ha rialzato la testa in Coppa Italia con la Lazio. Esatto.
c'è un po' di entusiasmo, la Juve è una partita trappola per la Juve perché Sì. giocherà per ultima, quindi conoscerà i risultati e verosimilmente l'Inter a quel punto avrà vinto, la Lazio non lo so. Ecco, siccome non lo so, vorrei andare a Roma a vedere la partita, il derby dei derby, intanto perché l'ho già vissuto da giornalista e so che non si parla d'altro Per tutta la settimana, sì, insomma, anche di più, e che non se ne per non si 6 parla. mesi, anzi per 6 mesi. E poi perché quest'anno il derby riveste un'importanza particolare, Sì. la Roma vuole vincerlo per se stessa, ma anche per Affrancarsi alla quarta posizione. sì, e anche per scacciare quell'eventualità che la Lazio possa lottare per lo scudetto. La Lazio invece vuole continuare in una serie positiva in campionato che non ha ancora interrotto, perché la Lazio vuole essere lì quando ci sarà da fare lo sprint. Bene, sentiamo invece l'opinione di Michelangelo riguardo a questo. Io prenoto un posto assolutamente vicino al direttore Padovan perché ecco. è la partita che volevo vedere anch'io, per cui vedrei volentieri, ovviamente per gli stessi motivi, perché la Roma comunque galleggia sempre negli ultimi anni nella zona Champions / Europa League. La Lazio quest'anno un sorpresone incredibile, chi se lo aspettava. Ovviamente non ha fatto tutto questo gran mercato, ha confermato l'allenatore nonostante la corte della Juve, come si diceva, comunque ha finito più o meno un ciclo, ma in realtà dopo qualche anno poteva ancora dire la sua, è rimasta Inzaghi, bel progetto, bella squadra, filosofia Lotito, a piccoli passettini senza, come dire, chissà quale mercato, giocatori magari sconosciuti e poi grazie alla società e alla squadra Lazio comunque diventano più o meno famosi, appetibili sul mercato. E dopo ne parliamo. Quindi è un bel progetto, quindi Roma-Lazio prenoto un È una posto partita interessante, insomma l'abbiamo sdoganata, sì, perché poi dopo Napoli-Juventus è inferiore da un certo punto di vista, Inter-Cagliari, anche Brescia-Mina potrebbe essere interessante No, per vedere se c'è una continuità di risultato. No? Per assurdo Napoli-Juventus, come dire, va al secondo piano rispetto, va in seconda al posizione. derby della capitale. Ok, parliamo invece del periodo storico che stiamo attraversando, che è invece il calciomercato, quindi è il mercato degli insoddisfatti, ci sono varie fasce, secondo me in questo momento ancora non ci sono stati quei grandissimi spostamenti, al di là del fatto che a gennaio se ne spostano pochi, di grandissimi spostamenti, ma comunque è il mercato più che altro di quelli che giocano poco, di quelli che mugugnano, che vanno in tribuna e che quindi è il mercato degli insoddisfatti. O passiamo adesso a qualche diciamo spostamento un po' più eccellente, al di là del fatto che poi le cose si risolvono magari quelle più importanti negli ultimi 2 giorni. No, io credo che sia vera, sia giusta la definizione del mercato degli insoddisfatti, però è altrettanto vero che alcuni sono insoddisfatti per ragioni di necessità. Mi spiego. Eriksen, che potrebbe, forse approderà all'Inter, è un grande giocatore, ma non gioca o gioca poco o gioca subentrando dalla panchina nel Tottenham perché è andato in scadenza di contratto e non vuole rinnovare col Tottenham, altrimenti sarebbe un imprescindibile. Sia che sia che ci fosse Mourinho come c'è, sia che ci fosse. Infatti lo utilizza fino all'ultimo, lo utilizza anche se sa che andrà via. Però ecco, è un giocatore di qualità, quindi insoddisfatti i giocatori sì, ma sono insoddisfatti spesso perché vanno a scadenza. Young è un altro che va a scadenza, che sta andando in scadenza e l'Inter ha preso con. Però questi sembrano un po' quasi dei saldi, diciamo, delle belle occasioni da un punto di vista come giocatore. Non sono sì. effettivamente. Sì. No, perché a me viene in mente per esempio qualche insoddisfatto sono quelli che ha preso il Genoa, che prende Perin perché non può giocare alla Juventus e che è chiuso da 2 grandi portieri, Destro che non si sa cosa abbia fatto negli ultimi anni indubbiamente, quindi torna in una realtà che conosce bene, Berami che è uno svincolato, che è lì, un disoccupato. Bertolacci no? Non l'ha preso invece? So che c'era una voce di Bertolacci che doveva tornare al Genoa dalla può darsi, non lo so, io comunque rientrava. sono fermo a 2 giorni fa come aggiornamento, devo dire la verità. Vabbè, comunque questo è il mercato degli insoddisfatti. Andiamo avanti entriamo invece in un ambito ovviamente
legato a Michelangelo Manente. Michelangelo Manente è l'artefice, assieme agli autogol, di questi bellissimi cartoons che riguardano il calcio, quindi c'è tantissima ironia, tantissima simpatia e finalmente anche un modo differente di prenderci un po' in giro e prendersi un po' meno sul serio, no? Indubbiamente, quindi tu, grandissima matita da quel punto di vista, la loro ironia, la loro sceneggiatura, probabilmente non so se l'ha fatta insieme o che cosa, insomma ci sono 4 scenette all'interno dell'ultimo video, io le ho spezzate apposta e quindi vediamo la prima scenetta di pochi secondi, insomma. Ci prendono pure per il culo questi. Ve l'avevo detto che la macchina aveva bisogno di un po' di pezzi di ricambio, ve l'avevo detto io. Antonio, ma ti abbiamo preso Young? Sì, Young di nome ma non di fatto. C'ha 50 anni questo. Altro che Young, doveva chiamarsi Old. Antonio, veramente ti avevamo anche preso Spinazzola, però hai detto che non ha superato i tuoi test fisici. Erano test elementari, molto semplici. Forza Spinazzola, continua a correre. Sono solo 7 ore che hai in spalla Lukaku. Continua il percorso militare, forza! Ecco, questo è il risultato, diciamo, dell'accostamento degli autogol con Michelangelo Manente, ma questo anche perché ci serve, assieme alla prossima slide, per anticipare il prossimo argomento, che riguarda l'argomento Inter-mercato. Calciomercato Inter, integrare la rosa, quindi questo è una cosa quasi impositiva, cioè bisogna assolutamente integrare la rosa. Quindi Giancarlo, bisogna integrare la rosa così un po' a prescindere perché lo dice Conte, oppure perché ci sono effettivamente dei grossissimi punti, delle falle incredibili che si sono create in questo periodo con determinati infortuni, anche che c'è stata anche un po' di sfortuna. Sì, gli infortuni ci sono stati e le falle si sono create. Quindi ma anche rimettendo la posa ci sarebbero ancora oppure no? Penso per esempio a Brozovic che si è fatto male. Ma se Brozovic, prendi Brozovic e arriva Eriksen, hai un'alternativa valida, validissima. Perché lui potrebbe giocare in quel ruolo? Sì, può giocare in quel ruolo, sì? sicuramente. Okay. Può giocare anche questo in quel mi ruolo. conforta da intervista. Dopodiché Brozovic era uno di quelli che ha giocato di più. Sì. In questo... Sai che è il giocatore che corre di più nel campionato italiano? Non lo sapevo, mi ha sorpreso. Sì. Mi ha sorpreso. Sì, perché l'Inter è la squadra che corre di più nel campionato italiano proprio come chilometraggio e Brozovic è quello che corre di più all'interno. Tra quelli dell'Inter. Vabbè, scusa, ti volevo dire... No, e quindi io credo che questo, cioè, servano i giocatori. Serve Young perché Biraghi non può giocare tutte le partite e perché Asamoah ha la pubalgia o comunque insomma è scomparso dai radar e quindi serve un altro giocatore. E Young è un giocatore che fa il caso dell'Inter. Serve un esterno buono che abbia caratteristiche diverse da Politano, che Conte considerava un attaccante, e quindi Moses è un attaccante, un esterno di fascia molto buono, anche perché conosce Conte e ha reso al massimo proprio con Conte. Serve un attaccante, negli ultime ore non si capisce bene più se sia Giroud o Llorente. Io preferirei Giroud, ma insomma comunque Llorente ha delle caratteristiche simili. E dopo più o meno ci siamo, insomma, perché la difesa è quella, l'attacco è quello. Spinazzola in qualche modo si è capito che l'Inter non lo voleva, anche se non era rotto come era stato detto, non dall'Inter per carità, ma però così la vulgata, ecco, che non è rotto, ma all'Inter non interessava, anche se aveva concluso l'affare. E allora io dico che l'Inter è la squadra tra le grandi e anche forse tra tutte che fa maggiore mercato, e perché ne ha bisogno. Ha bisogno di avere tanti ricambi, perché ricordiamoci che l'Inter comunque è su 3 fronti: il campionato, dove sta andando secondo me molto bene nonostante ci sia stato il pareggio di Lecce. Tra l'altro a Lecce aveva pareggiato anche la Juventus, quindi non vedo questo dramma, insomma. Corre sulla Coppa Italia, che è una coppa importante nella quale insomma già si prospetta una finale di un certo tipo, credo. Sì. E poi corre per l'Europa League, dove anche un Inter col turnover
con questi giocatori è un Inter che competitivo. può arrivare fino in fondo, ma io lo auguro, al di là del fatto di essere interista, ma proprio perché giustamente viene sempre snobata ogni anno questa competizione, quando una volta, quando era Coppa UEFA, l'abbiamo vinta tutti, insomma, più o meno. Da quando è Europa League, Da la quando squadra Europa italiana League, non l'ha mai solo vinta. le spagnole, di appannaggio delle spagnole un po'. Però l'ha vinto un allenatore italiano. L'ha vinto un allenatore italiano l'anno scorso. Sarri col Chelsea. Quindi, Sarri. Michelangelo, invece, questo discorso riguardante appunto il mercato dell'Inter, ti dico, stanno potenziando le fasce. Se tu pensi che al centrocampo c'è Brozovic, eventualmente Eriksen, Sensi e Barella, davanti c'hai Lukaku e Lautaro, dietro ai tre che sono imprescindibili, l'Inter anche l'anno prossimo deve probabilmente prendere dei prospetti veramente forti, perché se tu hai degli uomini sulle fasce veramente dei campioni, diventa una squadra, probabilmente, sei d'accordo? In realtà io credo che quest'anno l'Inter abbia fatto questo salto di qualità grazie a Conte, che è un martello pneumatico, e secondo me, come dire, nella posizione di Marotta, posizione scomoda, perché credo sia stato lui l'artefice di Conte all'Inter, quindi si sente anche in dovere di doverlo accontentare, perché altrimenti magari non sarebbe venuto, chissà che accordi hanno preso tra loro per convincerlo ad andare ad allenare l'Inter. Io credo che quest'anno sia un anno tra virgolette transitorio, perché ricordiamo che l'Inter non viene da anni, come dire, particolarmente felici. Beh, sarebbe clamoroso il primo anno di Conte, come già è successo, andare a vincere. Lui al primo anno vince sempre. Ha vinto con la Juve, col Chelsea. Quindi non c'è due senza tre. Eventualmente, se dovesse vincere, come dire, chiuderebbe il ciclo aperto da lui alla Juve, tra l'altro. Quindi si apre e si chiude un ciclo della Juve con artefice Conte. Io Bella credo che questa, non mi dispiace come espressione. Beh, no? è sempre lui che apre e chiude. Io credo che l'anno prossimo potrebbe essere più competitivo dal punto di vista dello scudetto. Quest'anno Beh, si avvicina, l'abbiamo visto. nessuno se l'aspettava di questa l'abbiamo Inter, visto. però credo che la Juve forse si allontana un po' di più. Bene, cambiamo argomento, qua è un argomento via l'altro, velocissimo. Abbiamo pochissimo tempo a disposizione. Calciomercato Juventus, una piccola considerazione riguardo a questo. A posto così, sarà sufficiente? Per la Carlo. Champions secondo me no. Per il campionato non so, perché dopo 8 scudetti ti viene la suefazione e trovare gli stimoli è sempre molto difficile, anche se l'allenatore non ha mai, Sarri non ha mai vinto uno scudetto. Quindi ha voglia, lui ha gli voglia. stimoli li ha, però Certo. gli altri magari giocatori non tanto o non più. Parlo naturalmente della vecchia guardia, perché è chiaro che la Juve corre per la Champions, vuole la Champions, rinuncerebbe a tutto per vincere la Champions, quindi io credo che sia quello il grande stimolo. Però in Europa si gioca un calcio diverso da quello che gioca la Juve, cioè un calcio più intenso, un calcio a maggior ritmo, Più propositivo anche. più propositivo, un calcio in cui non ci siano pause, e invece questa in alcuni casi sembra ancora, l'abbiamo detto, la Juve di Allegri. Io ho due paure, uno è la difesa, perché visto che Chiellini deve rientrare, Un gol lo prende sempre. sì, ha una media quasi di un gol a partita in campionato, e poi a centrocampo, che dire fuori, comunque c'è una rotazione, fermo restando Pjanic, però c'è Betancourt, Matuidi, adesso stanno entrando Rabiot e Ramsey, stanno cominciando un po' più a confortare di più il centrocampo, però il centrocampo non ce lo trovo non più così compatto. No, come una non è volta, compatto, no? non è neanche ben assortito, perché delle volte i giocatori giocano nei ruoli invertiti. Per esempio Rabiot non sta sul centro-destra, dovrebbe stare sul centro-sinistra. È una squadra che proprio a centrocampo difetta di una qualità alta, mentre in attacco ce l'ha, bene o In male. un modo o nell'altro Ce l'ha. Dietro non ce l'ha, ma può darsi che rientri Chiellini, e comunque De Ligt è un giocatore importante. A centrocampo questa qualità non ce l'ha, ed è il centrocampo che detta i ritmi, è il centrocampo che dà intensità a una partita. E secondo il mio punto di vista questa Juve resta ancora difettosa da quel punto. Ha un ottavo di finale facile, anche se, attenzione alle cosiddette partite facili, però poi, ammesso anche che lo passi, poi si va in campo aperto, si va in mare aperto, e chi ti tocca, può arrivare il Liverpool,
o il Manchester City o il Real, perché una delle due, visto che si scontrano nell'8º, e insomma lì sono partite. Lì ormai sappiamo che il percorso vada come vada, insomma, anche perché poi non puoi fare Sì, calcoli. però l'anno scorso la Juve aveva un percorso buono e l'ha buttato via nella partita con il quarto di finale, sì, nel quarto con l'Ajax, perché con l'Ajax aveva fatto 1-1 ad Amsterdam ed era in vantaggio a Torino, quindi aveva la qualificazione alla portata di mano e un percorso che non era poi così difficile per arrivare fino in fondo. Per arrivare così fino in fondo. Poi avrebbe trovato il Liverpool che non so, oggi mi sembra una squadra nettamente superiore. Sì, una squadra che comunque vuole raggiungere l'obiettivo. Secondo te sei d'accordo nel proseguimento comunque di un percorso diciamo virtuoso da parte della Juventus fino in fondo? Perché per esempio io penso che o quest'anno o mai più, forse lo dicevamo anche l'anno scorso, sì, ma infatti però è un po' di anni che lo si dice. No, però quest'anno devo dire la verità, tra il Bayern, Manchester City, che un po' così, sono sempre squadre difficili da incontrare ovviamente, il Real Madrid che è un po' in fase un po' di rifondazione, il Barcellona che lo può incontrare anche, il Liverpool, giustamente il direttore dice è una brutta bestia, ecco, però puoi arrivare fino in fondo. Insomma. Sono squadre che hanno il pedigree della Champions, sono squadre che, come dire, con i paraocchi attaccano, saltano l'uomo senza fare tanta filosofia. Ricordo che comunque Sarri è stato chiamato dalla Juve per questo, per adeguarsi al calcio europeo, tenere palla, giocare, dare più spettacolo, magari un occhio di riguardo in meno alla difesa, ma prediligendo un gioco offensivo. La cosa curiosa tra l'altro è che non so la Juve quanto mercato abbia fatto a Sarri, perché tra l'altro i giocatori che dovevano andare via, si parlava del centrocampo appunto, dovevano andare via tutti. 2 su 3 sono rimasti, ma 2 su 3 dovevano andare via, che sono Khedira e Matuidi. Esatto. Quindi fondamentalmente quelli che dovevano andare via sono rimasti, sono titolari, a parte l'infortunio e quant'altro. Poi Rabiot, secondo me, e Ramsey sono stati i giocatori presi solo perché a parametro zero. Anche Matuidi, infatti lo volevano vendere per fare cassa. Non vedo questi grandi fenomeni, sinceramente, onestamente. Vabbè, quindi insomma bisogna fare attenzione, insomma non è una cosa semplicissima quest'anno per la Juve. Comunque rimango da te perché il prossimo è un filmato, quindi vediamo un attimo di che argomento andiamo a trattare. Ui, quando stiamo andando veloce qua, stiamo andando a 200 all'ora. Avanti così, poi magari il presidente ci compra anche qualche ricambio, così raggiungiamo pure la Juve. Ma che te compro? Guarda quanto stiamo andando. Abbiamo vinto la Supercoppa, siamo pure fuori dalla Coppa Italia, abbiamo solo il campionato. Ma che te devo comprare? Squadra che vince non si cambia. Squadra che vince non si cambia. Vediamo la slide di riferimento della Lazio, del calciomercato. Ecco, calciomercato Lazio, perché non osare di più? Michelangelo, visto che tu hai disegnato questi 3 personaggi che sono appunto Ciro Immobile, Simone Inzaghi e Lotito, il presidente Lotito, perché non osare di più? Se è un passo per riuscire a fare qualcosa anche di storico, perché tendenzialmente se vince il recupero e secondo in classifica scavalca l'Inter, perché non tentare di avere magari un paio di giocatori, un ricambio davanti, non so, un giocatore, parlavano di Vessino dell'Inter per esempio. Vessino non credo che porti la Lazio a vincere chissà cosa, anche perché spesso è infortunato, sarà anche per quello che l'Inter se lo lascia come sfilare un po'. Come dicevo prima, Lotito è un mito assoluto e non è questo gran presidente che spende tantissimo per fare la squadra. Bisogna pure capire che obiettivi si sono dati. Non penso che quest'estate si siano dati l'obiettivo di vincere lo scudetto, per cui non credo nemmeno che abbiano tutto questo interesse a far mercato, con l'obiettivo di vincere lo scudetto appunto. Penso che andare in Champions per loro sia una grandissima vittoria quest'anno. E beh, insomma, perché c'è girato moltissimo, quindi Giancarlo, direttore. Sì, è vero, il discorso che fa Michelangelo è giusto e certamente l'obiettivo non era quello, però sai, tra vincere lo scudetto e andare in Champions c'è una certa differenza. Assolutamente. E forse basterebbe poco, forse basterebbe esatto. poco, un paio di giocatori. Ma è quello che direbbe il presidente, tanto basta poco, tra poco e nulla, no, facciamo tra nulla. Poco e nulla c'è differenza. Quel poco che vuole o che vorrebbe
Simone Inzaghi è rappresentato da un paio di giocatori che se arrivano fanno rosa prima Quale di tutto. ruolo secondo te sono importanti? Un ricambio di Luis Alberto, di un giocatore? Quello è difficile da trovare. Difficile da trovare, è grande molto giocatore. difficile da trovare. Comunque a centrocampo e un in difesa sicuramente. Davanti loro sono Davanti messi sono bene già a posto, Correa, Caicedo, Immobile che segna. Vabbè, adesso il rigore gli è andata male, ma Vabbè, può insomma, capitare, campione, poi è scivolato. E voglio dire, no, perché poi ci vanno sempre tante polemiche. Quando uno segna tanto, poi quando sbaglia qualcosa viene crocifisso più di quelli che... Poi non so, su Immobile si scatenano, no? Perché negli anni Balotelli, no? Mio calciatore italiano, mio attaccante italiano, Icardi, ma Icardi è fortissimo, ho capito, ma lui era Scarpa d'Oro, l'anno di Icardi stava concorrendo per la Scarpa d'Oro, e Immobile quando sono arrivati Certo. appaiati l'hanno vinto tutte e due. Va bene, cambiamo argomento, passiamo alla slide numero 12, non la 11, che abbiamo già parlato di Champions, quindi la 12. Benvenuti su Astronave di Zlatan. Ora come cose cambiano, andiamo a velocità supersonica. Zlatan, cosa succede se schiaccio qua? Tu non toccare niente, tu mettici in angolino, sta zitto. Tu danni già fatti, fai fare tutto Zlatan. Beh, ma io sarei allenatore. No, allenatore Zlatan. Rotta impostata, 4-4-2. Zvonimir, schiaccia pulsante rosso. Espulsione automatica Suso. Aspetta Zvone, forse è un giocatore che potrebbe esserci utile. Dovremmo forse dargli un'altra possibilità. Non me ne frega un cazzo, ha rotto i coglioni Suso. Io schiaccio. Povero Suso, è mandato nella galassia, insomma, non riesce ad avere questa collocazione. Va bene, mercato Milan, slide del mercato Milan, eravate calciomercato Milan, Ibra e i rivisitati nel senso che non so dire se risuscitati o rivisitati, vi sono la doppietta di Rebice e la collocazione di Leao a fianco ad Ibra. Chiedo all'allenatore Giancarlo Padovan questa collocazione, questo cambiamento tattico, molti dicono 4-4-2, poi un 4-2-3-1, a parte il fatto che basta uno spostamento di un uomo e il modulo si azzera, diciamo, no? Nella sua Sì, il conformazione. modulo è flessibile, quindi Sì. adesso è un 4-4-2 di partenza, poi cambia. Io credo anch'io che la slide dica la verità, cioè che Zlatan non faccia l'allenatore, ma quel modulo l'abbia suggerito, Sì. non dico imposto, però che sia il modulo più gradito per lui, perché vuole palloni che arrivano, cioè esterni che vanno sul fondo, palloni, cross, comunque palle che arrivano. Lui ha sempre in mezzo. giocato così più o meno, insomma, no? lui con la Juve c'era Trezeguet, Camoranesi, Nedved, con l'Inter esatto. c'era Cruz, gli uomini di fascia, Maicon, no? E quindi penso che il 4-4-2 sia il sistema di gioco più... Forse anche per la copertura. Sì, anche perché se c'è lui bisogno rimane di coprire il campo 4-4-2. col 4-4-2, c'è bisogno di avere esterni che spingono, c'è bisogno di avere palloni in mezzo, c'è bisogno di un centravanti che non abbia, cioè che abbia grande possibilità di andare a concludere. Questo azzeramento di Piontek, perché è chiaro che a fianco uno di movimento, sì. secondo me potrebbe il 4-4-2 comunque giocare almeno in casa con Piontek e Ibra? Fa O è troppo fatica estrema? perché Piontek è uno che attacca la porta, attacca lo spazio e non è in grado o non fa i movimenti a venire incontro al pallone, cioè non viene incontro al pallone, non fa scambi, quindi non serve per il 4-4-2. Lui è uno che attacca e purtroppo attacca in maniera cieca adesso, in maniera non più lineare come gli succedeva l'anno scorso, quando quasi a ogni pallone, soprattutto al Genoa, lui faceva gol. Io non so se sia stato baciato dalla fortuna l'anno scorso e quest'anno sia... magari forse il Genoa ha meno gli occhi addosso, sì, ma lui segnava tanto anche col Milan. Però insomma, in ogni caso io Piontek, Suso e Paquetá li venderei a questo mercato. Perché... Già a questo mercato, sì. Però se rimani sempre con una casella delle punte scoperta. Beh, ma prendo qualcuno. Tanto voglio dire, Piontek ha dei pretendenti e un valore intorno ai 30 milioni, è vero che è costato 40, però insomma voglio dire, più o meno ce la fai.
Suso ha dei pretendenti anche in Italia e quindi non so, la Roma per esempio. Paquetá, qualche Paquetá è nostalgico francese. Ecco, forse qualche nostalgico francese, come dici tu, può riprenderselo, visto che l'ha fatto venire lui, ma Paquetá che ruolo fa, mi domando io, cioè io faccio fatica a collocarlo in un sistema. Aveva ragione Gattuso averlo messo a centrocampo, che sembrava una mezza punta, no? Quindi Sì, in realtà Michelangelo, per ciò che riguarda invece la posizione del Milan, quindi questi rivisitati sono questi giocatori che sono stati comprati in una maniera quasi un po', non posso dire casuale, però quando li vedi dopo in campo uno va da una parte e uno va dall'altra, quindi manca un'idea centrale, oppure proprio hanno sofferto questa prima parte della stagione con un progetto che dopo è stato stoppato dopo 6 giornate ed è ripartito con un pragmatico come Pioli, che sta in fin dei conti rivalutando alcuni di questi. Vabbè sì, Pioli è il classico normalizzatore, termine che piace tanto utilizzare come Ranieri. Sono quei allenatori che mettono gli uomini a loro agio in base a quello che si ritrovano nella rosa. Ovviamente io credo che come per Sarri non so quanto mercato abbiano fatto i dirigenti del Milan a Giampaolo, magari perché non aveva questo gran curriculum per cui hanno fatto tutto i dirigenti e Giampaolo si è un po' arrangiato con quello che aveva, classico maestro di calcio che va di moda anche come termine, poi finiscono a, come dire, a non fare nulla a quel punto. Come Piontek anche Ibrahimovic è un giocatore che, su cui far girare la squadra, con la differenza che Piontek come Icardi è uno che va servito, gli devi buttare 30 palloni in aria e lui è fortissimo a fare l'ultimo tocco, a, come dire, sgattaiolare fra i difensori, a buttarla dentro. Ibrahimovic è uno che fa il regista offensivo, quindi aiuta moltissimo i compagni di squadra a inserirsi e quant'altro, un po' la differenza fra Icardi e Lukaku. Giocatori diversissimi. Hai centrato proprio l'idea, vabbè, al di là della questione fisica anche. Vabbè, sì, anche quello, anche l'età, Ibrahimovic può essere ma lo faceva già 8 anni fa, 9 anni fa, no? Assolutamente, magari ora ancora un po' di meno, come dire, sì. un po' più cervello, meno gamba, però Ibrahimovic sono contentissimo che sia arrivato. Bene, vabbè, insomma, siamo arrivati alla fine della prima parte di Che Calcio Che Fa, quindi un minuto di pubblicità, poi rientriamo con lo spazio Mondadori. Eccoci, siamo rientrati, la seconda parte di Che Calcio Che Fa e lo spazio Mondadori che adesso, guardando alla slide, riguarda appunto Mondadori Bookstore, via Giuseppe Mazzini 48 a Crema, al 15° anno della sua attività. C'è questa piccola rassegna Parole e Musica, farà parte anche il nostro direttore Giancarlo Padovan con la presentazione del suo libro appunto dentro in occasione, diciamo, di questa rassegna al Mondadori Bookstore, ed è sempre l'occasione per poter parlare di qualche libro così che ci viene chiaramente suggerito direttamente da loro, e ha già anticipato il direttore Patricia Cornwell Quantum, che è una giallista, un thriller, è un po' di mi sembra quasi già un film che parla appunto anche un po' di spazio, di situazioni un po' catastrofiche, dove che però c'è sempre questa investigatrice che invece riesce a risolvere un po' le varie cose, quindi Patricia Cornwell con Quantum. E poi abbiamo invece una
una pagina un po' triste, però insomma è una storia di vita, la via perfetta, il Nanga Parbat, lo sperone Mumeri, che è lo sperone dove purtroppo ha perso la vita Daniele Nardi l'anno scorso con il suo amico di cordata francese, e aveva dato, diciamo, tutti i punti, diciamo, gli appunti di viaggio di questa spedizione all'amica, che è appunto Alessandra Carati, che li ha messi uno via l'altro, compreso anche le ultime mail che arrivavano, e ha completato su espressa, diciamo, indicazione appunto di Daniele Nardi. Dice: se non dovessi tornare dalla spedizione desidero che Alessandra continui a scrivere questo libro perché voglio che il mondo conosca la mia storia. E quindi ricordiamo anche questo grande atleta che purtroppo ha perso la vita l'anno scorso. Quindi Mondadori Bookstore, ripetiamo, Mondadori Bookstore, eccolo qua, via Giuseppe Mazzini 48, Parole e Musica, la rassegna. Ci sono ovviamente sui social tutti i vari interventi, perché c'è anche, in alternanza alla presentazione dei libri, ci sono anche delle serate musicali organizzate dal professore Mario Ravasio. È arrivato il momento invece, diciamo, quello divertente, io mi diverto sempre, che è quello del Dream Team. Vediamolo. Eccolo qua, il vostro Dream Team, come al solito questi grandi campioni, da Matteus fino a Baggio lì in fondo che vuol sentire la folla a un gol fatto quando era al Brescia. Il Dream Team sono gli 11 della propria vita che hanno emozionato calcisticamente i nostri ospiti, quindi partiamo dalle scelte del direttore Padovano. Dunque, non è la squadra migliore del mondo, non è la squadra più equilibrata del mondo, no, perché tatticamente ho dovuto mettere insieme dei giocatori che sono anche molto diversi, però ho cercato di dare... C'è un modulo o no? Il modulo è il 4-3-3 4-3 o il 4-3-1-2. Ci sono in porta Buffon. I difensori sono Gentile, Franchino Baresi, Cannavaro, Paolo, Fabio, chiedo scusa, e Paolo Maldini. Ecco. E Paolo Maldini, no, perché Paolo Cannavaro cominciava un po', sarebbe stato uno scoop, sì, però motivatissimo. Perché io cito questi? Ce n'è uno che ci ha fatto diventare campioni del mondo e un altro che ci ha fatto diventare campione del mondo. Altri due, Buffon e Cannavaro, ci hanno fatto diventare campione del mondo. Emozione per me, direttore di Tuttosport, immensa. Ah beh, perché tu proprio nel 2006 eri direttore di Tuttosport e facemmo il record di vendita con quella. E quindi è una meraviglia, ricordiamolo. È la carta stampata che soffre, insomma. Allora non soffriva. Centrocampo, un altro campione del mondo del 2006, Pirlo. A Rivera, perché io sono un riveriano convinto, e lui è stato vice campione del mondo. Gerson, centrocampista, uno dei 10 del Brasile del 1970, del 70, perché giocavano un calcio entusiasmante. Poi Roberto Baggio non potevo non metterlo, ero incerto tra lui e Paolo Rossi, ma Roberto Baggio è più talento, più qualità e poi più trasversale. Poesia. Anche poesia. Lui vice campione del mondo. Poi Pelé o Maradona? Eccoli. E io Pelé. E poi Ronaldo il fenomeno. Io Ronaldo il fenomeno perché dico che dal vivo non avevo mai visto tanta esplosività, tanta tecnica, tanta capacità, e poi ricordiamoci che è diventato campione del mondo. In velocità. La gestione del pallone in velocità, è un grandissimo campione. Devo dire la verità che è tutti i campioni del mondo, praticamente, o vice campioni del mondo, messi in campo da un allenatore, perché alla fine sono strutturati per essere, diciamo, lì davanti, vabbè, un po' più sbilanciata, però va bene. Ottima squadra anche questa, sono rimasto... Ecco, per esempio la scelta di Gerson è molto particolare, evidentemente, come scelta. Era qualità ma anche quantità. Sì, era forse il vero cervello, sì. No? Zitto, che non era Rivellino, che c'era ancora, però c'era Pelé, poi c'era Tostão, giusto? Ecco.
Vediamo invece Michelangelo Marente, devi sconvolgermi, dai. No, assolutamente. Da creativo mi devi sconvolgere. Ho avuto, forse ti deluderò, diciamo, da questo punto di vista, ho avuto una difficoltà incredibile a fare questa formazione. Anch'io come Giancarlo ho fatto un 4-3-1-2, un po' di fantasia Sì. a centrocampo. Allora, per me il portiere di riferimento, un po' come sui generis, è Pagliuca. Io guardavo Pagliuca che saltava da una parte e dall'altra e io mi entusiasmavo. Vice campione del mondo. Beh, un grande, Tra l'altro. un grande portiere. Assolutamente sì. Poi in un periodo in cui ci sono stati anche altri portieri buoni in quel periodo lì. Poi come a centrocampo, no scusami, Quattro al di centro, difesa? quattro di difesa, i due centrali Nesta e Baresi, Sì, mi sembra il minimo. ok. Esterni Maicon e Roberto Carlos, quindi Ok. proprio fantasia, saudade do Brasil qua a centrocampo, qua in Un difesa. po' interista. Un po' interista, per Roberto Carlos poco, al centrocampo un po' di Inter c'è, anzi no, forse un po' più di Inter, Pirlo c'è, Seedorf che è per me un giocatore incredibile, faceva tutto, e Iniesta. Vabbè. Io ovviamente mi sono un po' basato sulla mia, come dire, mio periodo storico, anni certo, 90 per forza, e 2000, ovvio, quelli che ho che hai vissuto. visto. Poi a centrocampo, su fantasia qua tre quarti Zinedine Zidane, per me era un mito totale, e in attacco Messi e anch'io Ronaldone. Ronaldone per me l'unico giocatore di cui ho avuto il poster in camera, è il calciatore per me più forte in assoluto di tutti i tempi. Purtroppo sfortunato anche perché magari il suo fisico non riusciva a sostenere, a concepire quello che lui faceva in campo dal punto di vista tecnico. Lo per sappiamo, cui purtroppo ha fruttato meno di cresciuto quello. questo calcio muscolare già all'epoca, no? Con, per me è stato lo spartiacque con con una il calcio gestione. moderno. Il calcio moderno esiste grazie a lui, cioè quello che lui faceva in campo era livelli incredibili. Beh, anche questa è una bella formazione, anche fa sognare, insomma, complimenti perché c'è emozione non ricordare determinati giocatori, quindi va molto bene. Proseguiamo adesso con la nostra prossima slide, vediamo, ecco il calciomercato, Napoli, cambio d'aria. C'era forse prima, ecco, prima di questo ci doveva essere forse ecco sì, il mercato, ah no, l'ho messo dopo, va bene, lo vediamo dopo, rivediamo la slide numero 14, ok. Calciomercato, cambio d'aria, qua abbiamo Demme e Lobotka, quindi c'è un discorso che stanno facendo già le pulizie di primavera anticipate, quindi Giancarlo... Si stanno già rinnovando. Si stanno già rinnovando. Sì, peccato che questo rinnovamento dovesse essere fatto prima, dovesse essere fatto a giugno, a maggio dell'anno scorso. Magari avresti tenuto anche Ancelotti che è un fiore Sì, di esatto, allenatore. però questa squadra era vecchia, era una squadra involuta, con giocatori consunti, con giocatori che avevano già dato, con giocatori che avevano già fatto il patto con Sarri, e il patto era andato bene fino a un certo punto perché lo scudetto non l'hanno vinto, e ormai non ci credevano più, non ci credono più. È una squadra che va cambiata totalmente. Alcuni vogliono andarsene. Quelli che volevano andarsene bisogna lasciarli andare, secondo il mio punto di vista, sia perché ti consente di fare cassa, sia perché altrimenti trattieni dei giocatori che hanno la testa altrove o pensano ad altre cose sempre calcistiche, Sì, ma insomma, certo, ovvio. pensano ad altro. E adesso Gattuso ha un compito molto molto difficile. In Coppa hanno rialzato la testa, in campionato devono rialzarla, magari lo fanno con la Juve, non lo so, è possibile, perché loro con le grandi squadre danno il massimo, la concentrazione è sempre al massimo, mentre con le medio-piccole che soffrono di più. Non ne sono le prestazioni che sono mancati gli episodi, che sono stati episodi che l'hanno... Forse con l'Inter la prestazione non è stata al massimo, però... No, però anche per con la esempio Lazio... con la Lazio avevano fatto una buona partita, sto parlando di campionato, Esatto, hanno sì, fatto sì, una partita sì, da sì. pareggio, meritavano il pari, e lì c'è stato il portiere è che successo l'episodio. Ospina ha fatto Sì. un patatrac, insomma. Nell'ultima partita con la Fiorentina, quando Callejon ha sulla testa il pallone per fare il pareggio, lo sbaglia e la Fiorentina era già avanti 1-0 con gol di Chiesa. Ecco, quelli sono state piccole Degli occasioni, episodi, però, magari- complessivamente è fa una squadra fatica, morta. fa fatica. L'abbiamo vista viva e vegeta L'altro giorno. con la Lazio, e questo è un buon Non è che magari perché la Coppa Italia sono un po' più... no, però comunque l'hai sempre vediamo. fatta. Comunque con la Lazio
terza in campionato, potenzialmente seconda, con la Juve prima in campionato, vediamo. Secondo me fanno bene e possono anche battere la Juve. Naturalmente ci vuole anche un po' di fortuna, perché ricordiamo che la Lazio ha sbagliato un rigore, ha colpito è due stata pali, una partita rocambolesca, una partita un po' particolare, un espulso per il Napoli che a quel punto sembra avvantaggiare la Lazio, subito dopo espulso Leiva. C'è una partita con tanti episodi che hanno arriso al Napoli, però vinto un quarto di finale contro una squadra importante, quindi questo può dare fiducia. E la Juve dovrà sudare 7 camicie e non so se porti a casa la ghirba sportiva. Benissimo. Michelangelo, invece, dal tuo punto di vista, riuscirà a recuperare un po' le posizioni, diciamo, questo trend appunto faticoso che ha accennato appunto il direttore? Allora, quest'anno è un anno abbastanza, come dire, particolare per il Napoli. Io non ho idea, non so ovviamente che tipo di progetto abbia in testa De Laurentiis. Credo che tutto ciò che di negativo è successo quest'anno a Napoli credo che venga dai vertici alti. Tutto il resto è stato un po', come dire, di passaggio. Non so nemmeno se Gattuso resta l'anno prossimo, ma magari sì, se il progetto che hanno in testa di fare in società è quello di magari ringiovanire un po', rinfrescare la rosa. Non credo alla risalita del Napoli. Ho visto la gara di Coppa Italia, credo sia stata una gara che poteva finire in tutti i modi, perché è stata una gara molto rocambolesca, con episodi incredibili, pari traverse da una parte e dall'altra, rigori sbagliati, risse, di tutto. Poteva anche perdere, questo è il mio punto di vista. Credo che tutto dipenda dalla società, cosa ha in testa per l'anno prossimo. Quest'anno penso che non arrivi neanche. Poi che non lo sappia già, il fatto che aver preso questi 2 giocatori, no, abbastanza indicativo, no, sulle richieste anche di Gattuso. Voleva questo Lobotka, centrocampista basso, perché manca effettivamente da quando non c'è più Jorginho. Comunque Demmer, grande giocatore, ho visto all'esordio una gara di personalità. E pensa Michelangelo che a me avevano detto, parlandone male, è un Allan che gioca peggio. E invece, secondo me, gioca bene, gioca meglio di Allan attuale sicuramente, sicurissimamente, ed è un giocatore che può dare molta quantità, molta corsa al Napoli. Volevo chiedere al direttore invece la figura di Insigne, perché fa parte di questa situazione degli ultimi anni. Insigne, questo giocatore, appena tocca il pallone viene sempre fuori qualcosa di interessante, però può darsi che sia quel giocatore che Ancelotti per esempio l'aveva messo già per esempio come seconda punta, cioè crea un equivoco di natura tattica che nello scacchiere di Sarri aveva un senso. Non so se con Gattuso potrebbe avere questo senso. Prima o poi questo giocatore forse dovrebbe andare da un'altra parte. Forse. Sarri perse la scommessa perché lui voleva giocare con Insigne trequartista e Insigne trequartista non funzionò. Sì, è vero. Allora si inventò il tridente, insomma, in qualche modo, e lì funzionava bene, anche perché era ben supportato dietro. Mi sembra un giocatore incompiuto, mi sembra un giocatore che tu lo venderesti in questo momento di Repulisti con un nuovo progetto, lo tieni oppure no? Al di là della quotazione. Se diventa centrale, però io non credo che Insigne possa diventare centrale in un progetto Napoli, quindi lo venderei. Bene. Lo venderei. Sì, direi che può andare da un'altra parte, non è che lo svendo, non è che lo mando via. No, vado sul mercato chiedendo in vendita nella giusta quotazione, e qualcuno che lo vuole c'è sicuramente. C'è. Bene, andiamo avanti, è un argomento via l'altro, non è l'argomento, è la conclusione del cartoon dell'altro giorno, appunto degli autogol, che è quindi la numero 15. Vediamo un attimo, qualche secondo. C'è un'astronave nel cielo, potrai farci un film. Minchia presidente, glielo dico io il film, non ci resta che piangere. Almeno siamo passati in Coppa Italia, se no facevamo direttamente il Titanic. Qua però ho cambiato il pilota, ma la situazione non cambia. Siamo ancora fermi in campionato. Dico io, chi devo prendere per far guidare questa macchina decentemente? Hamiltons, Leclercs, Vettas, Villeneuve, Montoya, Fisichella, siete tutti quanti delle Vabbè, insomma, disegni di Michelangelo Maligante, gli autogol, sono simpaticissimi.
Beh, insomma, io volevo sapere, tu al di là della qualità ovviamente descrittiva con la matita, però tu devi essere molto ferrato in materia, perché devi andare a prendere determinate situazioni, non credo, perché, a parte che lo vediamo già dalle vignette quasi quotidiane che tu disegni e illustri per le varie testate, però effettivamente tu sei un giornalista dell'illustrazione. Vabbè sì, grazie del ruolo che mi hai dato. De Laurentiis è il mio preferito come personaggio perché è il più colorito, il più folcloristico tra tutti quelli che, come dire, sono all'interno del cartoon. Bel progetto, piace un sacco, poi ovviamente il tema ce l'ho sempre nel cuore perché da quando sono piccolino ci ho sempre giocato a pallone, per cui, come dire, sono sempre aggiornatissimo, a parte l'errore che ho fatto prima su Anastasi, chiedo scusa, e quindi il tema, come dire, sì, più della politica che mi entusiasma di meno, quello del calcio. Perché comunque tu fai anche vignette, del comune di Milano, no? Cultura, il sindaco, perché per altre testate, no? Sì. Quindi apprezzo il sindaco, ho apprezzato tantissime volte, mi mette anche il like e mi commenta pure le vignette. Beh, d'altronde diciamo che la tecnica esiste, basta trovare l'ambito di competenza. Bene, molto bene, quindi ricordiamo gli autogol ovviamente. Bene, adesso andiamo invece a un argomento molto caro al direttore Padovani. Calcio femminile, stiamo esultando, questa è la nazionale che ha fatto parte dei mondiali l'anno scorso, è arrivata, si è qualificata per la prima volta, no? Mi sembra la seconda volta. No, era la prima. No, non era la seconda volta, ci siamo qualificati a distanza di 20 anni, vero? Ah, ecco, mi ricordo che era tantissimo tempo che non si riusciva ad arrivare e vuol dire che insomma qualcosa incomincia. Poi c'è stato un boom. C'è stato un boom, ma che cosa è dovuto? Sì, boom degli ascolti perché finalmente la gente si rende conto che... innanzitutto hanno cominciato a trasmetterla. Ma infatti è quello che voglio dire, se tu trasmetti anche, non so, il softball, per esempio il baseball femminile, magari te lo guardano, il problema è che non trasmettono, se trasmettono delle cose magari un pubblico c'è di conseguenza. Parlo anche al giornalista televisivo. Sia Rai, sia Sky, sia le radio che trasmettevano le dirette, facevano le radiocronache, anche Radio Rai, insomma c'è stato un apparato di comunicazione molto vasto e potente. Poi i risultati positivi, ha passato il primo turno, ha passato il secondo, è uscita ai quarti. Col Brasile, no? Giusto, col Brasile. No, è uscita con l'Olanda. Ah, con l'Olanda, giusto. Il Brasile ha perso, ma perdendo 1-0 comunque passata come prima del girone. Giusto. Poi ha battuto la Cina. E poi l'Olanda era tosta fisicamente. Era la squadra europea per antonomasia, era la campionessa d'Europa, è campionessa d'Europa, quindi stiamo svoltando no. Cioè intanto dico una cosa antipatica ma vera, le giocatrici di 10, 12, 15 anni fa, per non parlare di quelle di 30 anni fa, erano più forti di queste. Ah sì? Sì, erano nettamente più forti su di che queste. Cosa ti valuti questo? Tecnicamente e fisicamente. Ah, la questione... Adesso queste sono più alte e si allenano tutti i giorni. Questa è la differenza. Quindi meno tecnica, più fisico, come succede ai maschi però. La tecnica resta sempre molto buona nel calcio femminile perché il calcio femminile è un calcio che non ha tanta forza e non ha tantissima velocità, però ha molta tecnica perché a ritmo più basso i controlli, i passaggi riescono meglio, insomma, ecco. Un po' come calcio anni 80 per gli uomini. Sì. Però non stiamo svoltando perché, intanto per quello che ti ho detto adesso, poi perché ai successi della nazionale bisogna far corrispondere i successi in campo internazionale dei nostri club e questi non ci sono perché quando andiamo in Champions League usciamo al primo o al secondo turno, anche con squadre titolate come la Juventus o come la Fiorentina. Che è l'antagonista della Juventus, sono le due più importanti in questo momento insieme con Milan e la Roma. E poi perché dal punto di vista organizzativo non ci siamo ancora, cioè l'anno scorso il nostro campionato, che è stato valorizzato molto da Sky, ha alla fine portato due squadre a ritirarsi, una è il Mozzanica e l'altra è il Chievo Valpolicella, che pure affiliato a una società di Serie A maschile, cioè si sono ritirate perché
Fare questi campionati costa, il ritorno è sempre quello. Se non sei la grande squadra Milan, Inter, Juve, Roma, Fiorentina, non c'è almeno immediatamente. Mozzani, che invece era una società più piccola, ancora a livello tradizionale, che però vinceva, però anni fa vinceva. È arrivata quinta l'anno scorso e non ce l'ha fatta più, quindi non stiamo svoltando ancora. In Serie B è scomparso il Genoa, che non è legato alla squadra maschile, però è scomparsa una squadra di Serie B, un paio sono scomparse, in Serie C ne hanno recuperate 10 per fare i campionati, quindi non è oro quel che luccica, non è tutto oro, c'è un vertice che va bene con i risultati della nazionale, c'è un calcio che è diventato più piacevole, più visibile, più spendibile, ma non è uniforme ancora questa crescita, è un po' sporadica. Però diciamo rispetto a 2 o 3 anni fa, rispetto a 2 o 3 anni fa c'è l'avvento delle squadre professionistiche maschili attaccate alle squadre, che hanno fatto il loro sono affrancate, il loro settore maschile e il loro settore femminile, e la televisione, Sky su tutti, ma anche la Rai per quanto riguarda le partite della nazionale, la radio, la televisione, i siti. E poi ci sono dei personaggi come la Cristiana Girelli, anche la Aurora Galli, la Regina Baresi. Abbiamo bisogno anche di queste Sara Gama, che è capitano della nazionale e capitano della Juventus. Insomma, ci sono i presupposti, però dobbiamo ancora andare avanti. Sei fiducioso? Sì, sono fiducioso. Ma non mi accontento, perché accontentarsi di questo passaggio sarebbe perché potrebbe essere un acme solo dettato dal campionato del mondo, episodio. Va bene, io salto questo argomento a te perché abbiamo già parlato ampiamente, ovviamente è un grandissimo estimatore del calcio femminile, nonché allenatore, Fiamma Monza nel passato. Torino, esatto. E invece tratto di una situazione più estetica come è questa. San Siro, eterna querela. Questa qua è l'ultimo rendering, così si dice, dal punto di vista architettonico dello stadio, quello dei 2 anelli concatenati, il Fabuloso, e l'altro è la cattedrale, con questo rimasuglio dello stadio di San Siro che a me mette angoscia, devo dire la verità, non so come mai, dove viene rappresentato un torrione che diventa ristorante, centro commerciale, non so che cosa, i 2 che a destra e a sinistra sono praticamente le rampe di accesso degli anelli di una volta, di quando è stato fatto negli anni 50, metà degli anni 50, che rimane con un grandissimo pratone, grandissimo parco, e comunque è un punto di riferimento, ma in realtà del calcio non si ricorda più. Io lascerei, posso dire la mia, una pavimentazione anche a porfido, come se fosse una piazza, con tutti i riferimenti del campo di calcio, in modo che uno arriva in un certo punto e dice: nella spazialità qui Boninsegna fece la rovesciata col Foggia, ci fu il gol meraviglioso, non so, di cost to cost, me la faccio io cost to cost, non si distrugge il manto perché non c'è manto erboso, è un punto di convocazione dell'emozione. È una bella idea. Potrebbe essere un'idea, però non è sfruttabile perché non è un parco. Dal tuo punto di vista che non rende. Che non rende, ovviamente. Rende però l'emozione, anche per molta gente rimane distrutta da questa situazione. Qual è il tuo pensiero, tu anche estetico, riguardo a questo? Qua penso che più che l'estetica sia da considerare tutta un'altra serie di fattori che credo siano abbastanza troppo grandi perché io ne possa parlare qui su dei piedi, perché poi bisogna anche essere all'interno delle situazioni. Io da fruitore del calcio, dello sport, magari un po' romantico, sarei molto dispiaciuto se per San Siro attuale, insomma, mantenimento io non so, ora dico una cavolata, tanto non è la prima nella mia vita, cioè nel senso non si può svuotare il San Siro e adeguarlo lasciando... No, non puoi farlo. Non si può fare, purtroppo, se no sarebbe stata un'opzione meno considerata. Sono 3 strutture. Strutture del 26, del 55 e poi del 90, quindi 3 strutture scollegate.
E quindi È un gran non è peccato. facile anche toglierne una, non lo so, poi vabbè, lo stadio è questo, forse bisogna riammodernarlo internamente e cercare di risfruttarlo. Però c'è Io tutta- credo che la voglia Senti- di tenerlo ci sia. Adesso ultimamente si sia riscoperta questa volontà da parte delle due società e anche dell'amministrazione comunale che spinge per tenerlo. Voglio ricordare a tutti che nel 2026, che non è poi così distante, ci sono le Olimpiadi a Milano sì, e ma appunto, Cortina. ma questo progetto come fa ad E andare- lo stadio di San Siro comunque Deve rimanere. uno stadio per la cerimonia di apertura Ci deve essere perché è stato assicurato e quindi non si può non avere lo stadio. San Siro potrebbe servire per esempio a questo, per esempio a essere uno stadio simbolo, uno stadio immagine, uno stadio però Inter e Milan vogliono anche uno stadio nuovo, funzionale, moderno, che renda, che faccia utili. Su questo Io una cosa non che so se- ho interrotto? No, prego. La questione di avere uno stadio diviso tra due Per società. due. Questo è un'anomalia. Questa è ha perfettamente un'anomalia, perché ragione. si deve considerare sì, tutta una perché serie di... è una maniera che però non è di proprietà, è proprietà del comune, con l'attuale. Quindi c'è un discorso di andare a braccetto. No, ogni Nell'attualità- squadra dovrebbe avere lo il stadio. proprio stadio, come in Inghilterra, come è dappertutto. Cioè, Sì, se no, molti- qui è l'anomalia che non si capisce perché a Milano, non dico capitale d'Italia perché non lo è, ma certamente capitale economica, ecco, possiamo dirlo, del paese, lo stadio debba essere 1 per 2. No, sono due grandi squadre, si fanno lo stadio. No, un azzardo potrebbe essere questo. Allora il Milan mette a posto San Siro e l'Inter se lo fa a 200 metri, è chiaro che ha una spesa totale di 1,2 miliardi, però credo che con la nuova ondata cinese forse uno potrebbe anche pensare di fare ricondizioni di San Siro, al di là del fatto che però San Siro non piace per le logiche commerciali. Sì, non piace Per quello è il grosso problema, no? Vabbè, comunque io sono un po' preoccupato perché continuano a mandare questi aggiornamenti di disegni. C'è il 2026, quindi San Siro lo devi abbattere, non devi abbattere, ce la faremo, non so, abbiamo anche l'Expo che è arrivato fino all'ultimo secondo, battevano i chiodi, insomma staremo a vedere. Andiamo avanti, dopo diciamo abbiamo ecco, questa qua è una bellissima situazione che riguarda il calcio, questa è la VAR, vedete, questo è il VAR, no? E quindi decapitato una ogni speranza. ghigliottina. Decapitato ogni speranza, perché secondo me Una bella immagine, direi. esatto, no? Confortante, cioè doveva essere quella che doveva risolvere i problemi, l'abbiamo anche un po' accennato prima già riguardo al VAR, ma dico, bisogna per forza dare questa discrezionalità ancora a delle persone che quindi ad un certo punto creano un grosso problema in quello che rappresenta, diciamo, un avvicinamento alla Il problema è verità, l'arbitro. alla verità. Il Quindi è problema l'arbitro, no? Perché l'arbitro centrale, cioè quello col fischietto, non vuole perdere la sua centralità. E l'esempio Per questo è stato decapitato che la io speranza faccio sempre è Abisso in Fiorentina-Inter di 2 anni fa. di D'Ambrosio. L'episodio di D'Ambrosio. D'Ambrosio che ferma col petto, lui Abisso dà il calcio di rigore, lo convoca al VAR, gli dice vai a vedere perché l'ha preso con il petto, lui va a vedere, vede che l'ha presa con il petto, ma dà rigore lo È stesso. un permaloso. Sì, ma È un po'- allora lì decapiti il VAR, Certo, cioè esatto. il VAR non è una, come dice Massimo Fini, una versione che ti viene raccontata, è l'immagine oggettiva. Non si scappa. Non si può scappare, cioè batte sul petto. Hai è ragione, petto. viene meno il concetto della rivisitazione tramite immagini di un episodio che è molto chiaro, no? Cioè, l'episodio è chiaro, se c'è fuorigioco adesso con le linee loro stabiliscono chiaramente se c'è o non c'è. C'è qualcuno che dice, come Il centimetro. il mio amico Casarin, ma non sai quando parte la palla. Effettivamente c'è una discrasia tra la linea che tu tracci e il momento in cui parte la palla. Questo non è... Ma infatti vogliono rientrare un po' sullo discorso Sì, dei centimetri. dei centimetri, di perché essere un po' effettivamente più- se sei fuori gioco per un Sì. dito o per un naso, effettivamente... Cioè,
No, diventa un- Però io non sono per la discrezionalità, perché certo, se sei per la discrezionalità Basta. non vai più avanti, Allora è meglio toglierla. Toglierla, giustamente. Sei d'accordo anche tu velocemente che abbiamo la altri argomenti? VAR non va tolta assolutamente. No, non Secondo va me tolta, no, è una non si può più tornare È una indietro. grande conquista, ovviamente, come diceva giustamente Giancarlo, il discorso è l'arbitro che se ha uno strumento in mano e non lo utilizza nel modo più corretto possibile, e allora di che stiamo a parlare? Voglio dire, non ha molto senso, perché è uno strumento in mano potentissimo, ma magari per questioni tue personali non utilizzi questo strumento che è fondamentale. Io sono pro VAR tutta la vita. Vabbè, per forza, quindi perché poi l'abbiamo già assaggiata nella sua giusta funzione. Per quale motivo dobbiamo? Io domando al direttore se questo è perché serve sempre, perché è foriera la VAR, arrivato a un certo punto di polemiche, di informazioni storte che creano ovviamente discussione nei giorni successivi alla partita. Cioè deve essere per forza questo spunto alla polemica? Io pensavo che con l'avvento della VAR non ci sarebbero stati più i processi del lunedì, per dire, no? Prendo a prestito il titolo di una trasmissione famosa che navigava sugli errori arbitrali, e invece ci sono ancora, anzi ce ne sono perfino di più, e quindi questo è paradossale. Io sono dell'avviso di Michelangelo, da qui non si può più tornare indietro, sono sempre per la VAR, però sono per una VAR assolutamente non discrezionale. Cioè, l'arbitro. Però quest'anno anche il discorso del braccio, che anche l'anno scorso era diventata una cosa incredibile, Sì, sembrava braccio, quest'anno aver messo a posto le cose. Sì, però non può essere braccio ogni volta che tocca il braccio. Appunto, perché io mi ricordo anni fa in un derby Kakà che buttò, era una persona correttissima, però era uno 0-0, buttò la palla addosso a un giocatore che era lì davanti in contrasto, non gli è andato il rigore, però lui ha chiamato l'arbitro per il rigore, ma gliel'ha tirato proprio da fermo così, era uno di fronte all'altro. Vabbè, questo per dire, perché Kakà è un grandissimo campione, per carità. No, perché poi diventa paradossalmente più importante centrare un giocatore con le braccia aperte piuttosto che fare gol. Sì. No, è vero. Esatto. Come fece Baggio con il Cile. Col Cile, bravo. Io pensavo a Baggio col Cile. È molto più facile da questo punto di vista. Allora, siamo arrivati in chiusura. L'ultima cosa velocissima, io sono per il calcio italiano e dico sempre viva il calcio italiano. Questi sono i fatturati delle prime 20 squadre europee. Qua abbiamo il Barcellona che ha sforato gli 800 milioni di euro, che praticamente ne aggiunge un terzo di questi 840, metà di 840, arriviamo a 1200, che è più o meno il fabbisogno del campionato italiano, questo per dire di diritti televisivi. In fondo abbiamo il Napoli che ha 207, poi abbiamo l'Inter 364 e la Juventus a 459. Praticamente 8 inglesi, hanno tanti soldi, 4 italiane, che non sono poche, 3 spagnole, 3 tedesche e 2 francesi. Quindi il calcio italiano, alla fine, viva il calcio italiano. Non è così malmesso. Non è così malmesso, quindi la distanza con gli inglesi è notevole. È notevole per una questione di soldi, però me lo sdogani questo hashtag viva il calcio italiano? Certo, te lo sdogano e lo sottoscrivo. Oh, molto bene. Me lo sdogani anche tu? Viva il calcio italiano. E soprattutto facevo anche caso alla classifica, non è che le squadre più ricche sono quelle che fanno più risultati. C'era davanti il Manchester United che giustamente non sta facendo appunto, granché. Anzi sta andando malissimo. Non c'è questa, come dire, ieri, l'altro giorno, sì. Assolutamente. Va bene, siamo arrivati alla fine della trasmissione, abbiamo sempre il nostro piccolo momento che riguarda la beneficenza, quindi unisciti alla nostra campagna Conosce Frederick per la ricerca, la cura e la tassia di Frederick. Ricordo il sito di riferimento che è www.per-m.it, io dico sempre l'Iban, IT 63 Q di quadro 030 69 09 6061 0000 0133 443 ogni giorno per EMA, ricordatevi questa onlus. Il prossima slide riguarda invece gli appuntamenti di Che Calcio Che Fa, il nostro piccolo format, venerdì alle ore 21 come stasera, sabato alle ore 18 in replica, poi abbiamo silvimusicradio.it per ascoltarci in radio sul web lunedì alle ore 17, dalle 17 alle 19 e poi sul web con Che Calcio Che Fa. Ricordo, la prossima slide, il libro
Storia razionale del calcio, Massimo Fini e Giancarlo Padovan, che abbiamo avuto qui in trasmissione, e ovviamente colgo l'occasione per ringraziare il direttore Padovan. Grazie a te Fulvio, grazie a voi tutti e a presto. Benissimo, grazie a te, e poi ringrazio il nostro artista che è venuto a trovarci come anche l'anno scorso, Michelangelo Manente, grazie. Grazie a te Fulvio, sembra un piacere. Bene, un piacere tutto mio avere sempre degli ospiti molto interessanti, quindi settimana prossima ne avremo altri due interessanti, quindi andiamo avanti con Che calcio che fa.